Ci sarà anche un carro speciale nella sfilata di Carnevale a Treviso martedì 28 febbraio. Un carro all'insegna della solidarietà e dell'inclusione sociale, le cui maschere e animazioni sono state realizzate insieme dagli alunni dell'Istituto Comprensivo Coletti, dagli anziani dell'ISRA e dalle persone diversamente abili della cooperativa Solidarietà. È un'iniziativa in realtà comune che coinvolge la cooperativa Solidarietà di Treviso, l'ISRA, le residenze per anziani di Santabona e la scuola Carducci dell'Istituto 5 di Treviso. Il carro rappresenta un po' il frutto di questo lavoro, che è un lavoro di comunanza fra ragazzi speciali, bambini e anziani, perché noi riteniamo che queste fasce d'età, e soprattutto per i ragazzi, sia indispensabile una relazione proprio per la loro formazione e perché nel territorio si possa convivere e governarlo bene. Ovviamente il carro rappresenta, dicevo prima, il frutto perché porterà con l'immagine dell'orto i ragazzi, gli anziani e i ragazzi speciali insieme in una bella sfilata allegra all'interno di una normalità. Quindi il senso è che la diversità è una ricchezza per tutta la comunità. Saranno poi 20 carri allegorici più 4 gruppi che come tradizione attraverseranno il centro partendo alle 14 da Piazzale Borchiellati e arrivando in piazza Aldo Moro dove sarà il palco della giuria. A curare la regia della manifestazione per il 17° anno lo scultore Carlo Balliana. Questo 17° anno porta una ventata di carnevale straordinaria. Intanto siamo gemellati con quel carnevale più famoso d'Italia che è Viareggio. Sfileranno una ventina di carri scelti in tutti i comuni della provincia di Treviso. Quindi abbiamo anche poi fra l'altro dei gruppi che coronano l'apertura del carnevale, della sfilata dei carri e quindi abbiamo qualcosa di interessante ogni anno. Quest'anno poi i carri sono ben curati. C'è anche la satira in mezzo a tanti carri che portano ad esempio il momento di crisi, il momento di gioia, il momento ad esempio anche dei terremotati, quindi c'è un richiamo un po' del sociale, ecco, diciamo del sociale in generale. L'assessore alla cultura Luciano Franchin sottolinea anche un'ulteriore novità. Ci sarà una iniziativa che è promossa dai commercianti e che noi come Comune abbiamo appoggiato, quella cioè delle vetrine di Carnevale. Vorremmo che l'evento del Carnevale non si esaurisse il 28 di febbraio, l'ultimo di Carnevale, ma fosse l'occasione per essere in Carnevale almeno per qualche giorno in più e quindi le vetrine di Carnevale verranno premiate, ci sarà un piccolo concorso e il giorno della sfilata e della premiazione premieremo oltre ai carri anche le vetrine. Il Carnevale sarà sponsorizzato dal gruppo Ascopiave. Ascopiave è l'azienda energetica del territorio, noi siamo vicini al territorio in tutte le sue forme, non solo con i servizi, con i nostri sportelli nel gas e nell'energia elettrica, siamo anche vicini a queste manifestazioni che coinvolgono la popolazione, tanto di più il Carnevale trevigiano che raccoglie diciamo così, tutta una serie di carri che rappresentano molti comuni circostanti la città di Treviso e quindi abbiamo deciso di partecipare per dimostrare il nostro sostegno anche in questa occasione. Qualora martedì grasso vi sia maltempo, la sfilata verrà posticipata a sabato 4 marzo.